Quarta giornata del campionato Primavera 4, Girone A. Si affrontano il Trento e la Virtus Verona. Dirige l'incontro la signora Denise Perenzoni, coadiuvata dai signori Santini e Mauzina. Il calcio d'avvio è della Virtus. Prima azione del Trento. Pedergnana batte il calcio di punizione della tre quarti e Del Guerona Ui viene fermato da Freddi. Al 14esimo il vantaggio del Trento. Pedergnana si lancia in contropiede ed entrato in aria fa partire un rasoterra che si infila in porta. 1-0. Calcio d'angolo di Olivieri e Tacchella mette poco alto sulla traversa. Azione manovrata della Virtus. Sbampato per Milosavljevic. Di prima per Leucci, scarico per Sbampato che serve in area Tacchella. Uscita tempestiva di Roverso che blocca terra. Al 26esimo il raddoppio del Trento. Pedergnana batte l'angolo e la sfera sfugge a Freddi che finisce proprio sui piedi di El Gueronaoui che mette in rete. 2-0. La Virtus prova la reazione. Sbampato per Antolini, scambio con Filippi ed Antolini prova da fuori area. Roverso blocca a terra. Al 33esimo la Virtus accorcia. Calcio di punizione di Olivieri dal limite dell'area. Roverso respinge e Tacchella è più veloce e mette la palla in rete. 2-1. Un minuto dopo Filippi batte il calcio d'angolo. Olivieri colpisce di testa, Roverso respinge e l'azione viene fermata dall'arbitro. Leucci mette al centro area. Milosavljevic tira e Roverso respinge. Filippi ci prova ma Benallai fa muro. La difesa spazza. Al 38esimo il pareggio. Sbampato per Tacchella. Scarico per Antolini che di prima serve lungo Filippi che attacca lo spazio. Entrato in area supera Roverso e segna. 2-2. 44esimo. Filippi serve Milosavljevic che conclude al volo col piattone ma la sfera termina al lato. Secondo tempo. La partita riprende con la battuta del Trento. Angolo di Olivieri e Fantini svetta di testa e porta in vantaggio la Virtus. Il Trento ci prova d'azione di calcio d'angolo, ma la difesa libera. Ambrosi si spinge sulla fascia destra, finta e serve Leucci. Passaggio Sbampato che mette al centro. La palla attraversa tutta l'area e Olivieri mette in rete per il 2-4. Leucci lungo sulla fascia. Passaggio Sbampato che tocca e Antolini prova di esterno e la palla esce di poco. Il Trento ci prova in contropiede, ma Fantini libera con calma. Contropiede della Virtus, Sbampato vede Tacchella libera al centro e lo serve lungo. Giunto davanti al portiere, lo supera con uno scavetto di sinistro, 2-5. Sbampato crossa in aria e Tacchella schiaccia di testa, palla a lato. 35esimo. Lino Antolini del Trento tenacemente prova la conclusione dal limite, ma la sfera termina a lato. Ancora il Trento alla ricerca del gol. Il tiro di Cantonati finisce alto sulla traversa. Pernigotti in aria. Di tacco per Leucci che emula il compagno e di tacco serve Marconcini e Olivieri mette in rete sulla ribattuta di Roverso. 2-6. – 46esimo. Fantini lancia per Leucci che entra in area e di sinistro colpisce il palo. Un minuto dopo è Grossi a provarci dalla distanza, ma la sfera si spegne tra le braccia di Freddi. Leucci filtra per Antolini. Roverso respinge e poi si oppone sulla conclusione della distanza ravvicinata di Ambrosi. Ed ora sentiamo l'intervista.
Una vittoria importante, anche rocambolesca, si è partito insomma, con un risultato sfavorevole, sotto di 2-0, però siete riusciti a recuperare con tanta passione e con tanta energia per ribaltare questo risultato. Sì, esatto, siamo partiti in svantaggio di 2 gol, errori ovviamente nostri, e siamo riusciti ad andare avanti e a segnare finché abbiamo portato a casa il risultato. Ecco. Hai segnato una doppietta, sei chiaramente con un umore molto positivo, però diciamo, le tue prestazioni sono sempre state molto elevate, quindi diciamo, riesci a portare anche un risultato personale a servizio della squadra. Sì, sì, infatti lavoro tanto durante la settimana e appunto ci vuole molto impegno e tanta dedizione, appunto, e niente. Lavoro molto e sode, testa alta sempre. C'è un bel clima all'interno della squadra, siete molto uniti, molto compatti, lo si vede anche nelle azioni, non c'è tra virgolette egoismo, quindi siete un gruppo molto coeso. Esatto, sì, siamo molto uniti, sia dentro che fuori la squadra, dentro il campo ovviamente, stavo dicendo. Infatti combattiamo sempre insieme fino alla fine e infatti si è visto anche negli ultimi minuti, ci aiutavamo sempre, chiamavamo tutti gli uomini, scoperti, non coperti, niente, siamo molto uniti come squadra, sì. Anche i mister vi supportano, vi danno la carica giusta, fra il primo e il secondo tempo che cosa vi ha detto il mister? Ci ha detto di mantenere la calma, che avevamo appunto recuperato il risultato e di giocare come sappiamo fare, ecco. A usare le nostre abilità e appunto ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa il risultato.